Una sorta di miraggio collettivo, dove prima c'era solo il fiume, gli abitanti di Huangshan nella Cina orientale si sono trovati di fronte per qualche minuto una vera e propria città, con tanto di palazzi, alberi e montagne, sbucati improvvisamente dalla nebbia dopo un periodo di forti piogge. In molti hanno impugnato macchine fotografiche, telefonini e videocamere per immortalare l'incredibile visione. I più creduloni hanno pensato che potesse trattarsi addirittura della manifestazione di una civiltà antica, ormai perduta. Gli scettici hanno invece pensato all'ennesima bufala del web. In realtà ci sarebbe una spiegazione scientifica. Secondo alcuni esperti orientali, quello visto dagli abitanti di Huangshan altro non è che un fenomeno naturale, che si verifica quando la temperatura dell'umidità diventa più alta delle acque sottostanti. I raggi del sole, che attraversano prima l'aria più fredda e poi quella più calda, creano così un riflesso che ha forme simili a quelle presenti attorno, ma più luccicanti. Un fenomeno poco comune, ma che si sarebbe già verificato altre volte in Cina. La spiegazione scientifica non ha però convinto tutti. Molti sul web sono scettici, i palazzi sono fermi lì, quale sarebbe il miraggio? Si legge nei commenti su YouTube, e i residenti di Huangshan continuano a giurare di aver visto con i propri occhi la città fantasma. Well, what they're going to be looking for, first of all, are those red states that we've been talking about, Virginia, Indiana, to see what the results look like. You've started talking about it, and especially how those late deciders broke. They have a very clear sense of how many people were already on board with them going into today. The big unknown is the people who made up their mind yesterday, today. If there's a high number of late deciders breaking for them in these red states, they feel that will be a very, very good night. And so they're feeling nervous. Everyone I'm talking to, very, very nervous right now, Wolf. I think a lot of people are nervous out there. All right, Jessica, you were a terrific hologram. Thanks very much. Jessica Yellen is in Chicago. She's not here in New York with us at the CNN Election Center. But you know what? It looked like she was right here. It's pretty amazing technology. Let's take a closer look and see what's going on. At all, dude. This is crazy. So I must be part of the same ring right there and there. But what the hell is that circling? There's another one right there too. There's three. I know, that's what I'm saying. There's that one, and then there's that one. But what the hell is that one circling? You know? Oh yeah, they did pick that up. That's what I'm trying to. That's a trip, dude. So this one right here has got to be part of. Oh, it's going around the sun right here. This one's going around the sun. But what the hell is that circling? You know what I mean? Let's stop that. That's what's tripping me out. Now, yeah, look, that goes to this one right here. This big round one. See how it circles here? Uh-huh. It goes to that big one there. Oh, Yeah. that big fucker goes right around the sun, actually. Yeah, that's what I'm saying. And this one right here, And then that one, what does that circle? I don't know, but I hope the Starship don't pick me up. Житель города Шарья Костромской области стал свидетелем странного явления. В небе прямо над своим домом он увидел светящийся крест. Все это Владимир Ростовцев запечатлел на свою видеокамеру. Рано утром он собрался на работу, но его автомобиль упорно не заводился. В этот момент его внимание привлекло невероятное зрелище. Что это было? Удивительной формы облако или аномальные явления? Очевидец так и не решил. Крест провисел в воздухе несколько минут, потом растворился. Странно, но, как утверждает Владимир, после этого его машина завелась без проблем.
and think and not just give our power away. Jordan, comment on that, because this is right up your alley, all this. It certainly mysticism is, and this because religion. I had not heard the story before, but it certainly strikes a note with me, because I am aware that the ancients were led by otherworldly knowledge to set up what we today call the zodiac, the astrological symbols of the zodiac, and that each one of these 2,250 years, whatever it is, it's a little over 2,000 years, for each one of the cycles of the zodiac, the signs. When the sun comes into each one of the zodiological signs, we are in that sign for a little over 2,000 years. And according to astrology, we have been in the age of Pisces. And that was, of course, Jesus was the great fisherman. The fish is on the back of Christian cars. The fish, of course, was Pisces. And then Jesus says to his apostles in Luke 22:10, when asked, where are we going to go when we leave for the last Passover, where do we go next? And Jesus says to his 12, which is interesting that it was 12 apostles. 12 houses. Yes, because of the 12 signs of the zodiac. He says, go into the city and you will see a man with the water pitcher. And go into the house with the man with the water pitcher. We're talking about the sun, God's Son, the light of the world, the sun, saying to his 12, the next sign we will go into is the man with the water pitcher. Now what I'm saying in relation to what he brought out is that we're now talking about a new world order, a novus ordo seclorum, which comes from Virgil, incidentally, the Roman poet Virgil. But it seems as though we are being set up to accept something that's coming to be a great new world order, kingdom of the gods. The gods are going to come back. And I think what Michael was saying is very germane to what my research, that we are being set up to accept something as a great and new world order kingdom in which all mankind will live in peace and harmony. I think we're being set up for something very serious and very big by some very powerful secret societies that very well could have extraterrestrial or otherworld intelligence guiding it. I am very fearful for the world we live in, because we bought it hook, line, and sinker, and all over the world we have accepted the authority as truth rather than truth as the authority. And I think that what Michael was saying is exactly right. I think we are being led into, and we do have other options, but it's going to require intellect, knowledge, study, and making a stand for the first time not to accept the things which your government gives you, which your religions give you, and which the authorities give you. Because as far as I'm concerned, I have a very big problem with anyone called an authority, because they're always nebulous, faceless, and we don't know who they are, and the authorities say, I'm tired of authorities. I want to know who's behind this new world order, who put the Egyptian pyramid on the dollar bill, what is the implication of Jesus being the chief cornerstone that the builders rejected, and the Greek word chief cornerstone means a triangle on top of a pyramid. Do your homework and you're going to find out there's something going on here in the Bible, in world affairs, and I think we're being led by some very powerful intellects. I have some very big questions about all of this. Il Blue Beam Project è un progetto di cui si vocifera che sarebbe stato messo a punto dalla NASA e che, detto proprio in poche parole semplici, si tratterebbe di un sistema che, utilizzando avanzatissime tecnologie di proiezione olografica basate addirittura, qualcuno dice, su satelliti estremamente sofisticati, sarebbe in grado di creare delle immagini tridimensionali usando proprio il cielo come schermo. E qui, guarda caso, rientra il discorso delle scie chimiche. Saturando l'atmosfera con questo particolato metallico, oltre a renderla estremamente conduttiva e quindi facilitando anche il lavoro di HAARP, crea anche una specie di cortina, cioè di sfondo, di schermo, che facilita anche eventualmente la proiezione di queste immagini olografiche. Essendo proiettate su qualcosa e non su un'atmosfera pulita, le immagini diventano molto più facili da materializzare, da rendere visibili. Questo progetto Blue Beam sarebbe un sistema per la proiezione di immagini olografiche volte a, diciamo così, si dice che sarebbe stato ideato per, diciamo così, proiettare immagini particolari sui campi di battaglia per confondere il nemico.
Più in generale si potrebbe anche ipotizzare che potrebbero usare queste tecnologie per creare immagini del cielo e simulare di fronte alla popolazione mondiale eventi che potrebbero andare da una finta invasione di dischi volanti, per dire, a, che ne so, all'apparizione del Messia fra le nuvole che parla alla popolazione terrestre, sino anche a chissà che cosa, cioè potrebbe essere utilizzato per esempio per concretizzare determinate profezie, per farle avverare, no? In qualche modo. In orbita intorno a noi ci sono oggetti di cui neanche sospettiamo l'esistenza. Mi riferisco a oggetti molto grossi, di forma completamente diversa dai satelliti tradizionali, oggetti che sono stati fotografati con una chiarezza, proprio con una definizione magnifica durante una missione dello Shuttle Endeavour da un astronauta che dall'oblò ha fotografato, non si era nemmeno reso conto di cosa stava fotografando, lui voleva fotografare la Terra, ha fotografato la Terra vista dallo spazio per portarsi a casa le foto e poi si è visto che nell'inquadratura comparivano degli oggetti di colore scuro, di forma completamente anomala e comunque non compatibile con i satelliti che siamo abituati a vedere. Non occorre tirare in ballo astronavi extraterrestri o chissà quali fenomeni strani. Secondo me invece ha fotografato dei velivoli che ufficialmente non esistono, che sono stati realizzati e finanziati grazie a fondi neri e messi in orbita all'insaputa dell'opinione pubblica terrestre tramite basi e vettori che, ripeto, ufficialmente non esistono. Però le foto sono lì, chiunque le può vedere e trarre le proprie valutazioni. Queste foto fanno il paio con tutta una serie di foto di definizione di gran lunga peggiore, ma non è questo il punto, che sono state scattate da un certo Leonard.